Una grande famiglia, quella dei collaboratori, si è stretta alla moglie, ai figli, ai nipoti e ai fratelli di Francesco Canella. Oltre 2000 le persone presenti nella Basilica di Santa Giustina per l'addio all'imprenditore morto all'età di 92 anni. La bara coperta di calle e roselline, la commozione di chi saluta un uomo geniale, un sognatore che dalle 195 cambiali firmate per il primo negozio di via Altinate ha costruito una rete forte del lavoro di oltre 4.700 persone. A celebrare le esequie Don Dante Carraro, il direttore del CUAM ricorda l'uomo, il marito, il nonno, l'imprenditore che ha fatto del bene per la comunità il primo valore della sua azienda. Servo buono e fedele, il richiamo evangelico di chi ha saputo far fruttare i suoi numerosi talenti. Bravo, servo buono e fedele. Servo buono e fedele. Adesso il paradiso allora mi viene da pensare, Signore, accoglilo proprio nella tua gioia. Immagino anche che stai già guardandosi attorno, magari mi viene in mente di aprire, appunto vedi da lì anche il paradiso, magari, no? In chiesa, accanto alla moglie Lossella, ai figli Gianni e Marco, ai nipoti, le istituzioni, dal sindaco di Padova Sergio Giordani, ho perso un amico, al presidente del Veneto Luca Zaia, che saluta un imprenditore geniale. È passato dall'essere il garzone che dietro un banco di una piccolissima bottega e faceva le consegne in bicicletta ad essere un capitano d'industria, ad essere un grande imprenditore che ha segnato il tempo e ha scritto una vera pagina di storia del nostro Veneto. È la moglie Rossella la prima a prendere la parola, stretta tra i figli Gianni e Marco. Quando arrivavi a casa la sera, aprendo la porta, io ti chiedevo chi è? E tu mi rispondevi. E poi io ti rispondevo. È arrivato il mio uomo, Sedi e brutto. Non ti mancava mai il sorriso. La tua più grande preoccupazione era per i tuoi collaboratori. Mai li hai fatti aspettare davanti alla tua porta. Seguono i nipoti Elisa e Davide, chiude una collaboratrice. Per noi la porta del signor Francesco era sempre aperta. Un lungo applauso lo saluta all'uscita dalla Basilica di Santa Giustina. Il suo corpo adesso riposerà nella cappella di famiglia a Veggiano.